Per questo appuntamento con Morsi di Sicilia vi propongo un piatto che fa sempre, dico sempre, bella mostra nella tavola delle feste e non solo. Difatti noi catanesi lo portiamo in tavola molto spesso in questo periodo perché stratosfericamente buono e anche semplicissimo da preparare. Lo amerete, scommettiamo? Signori e signori, il cavolfiore affogato. Questa ricetta ci servirà il cavolfiore, in questo caso è un cavolfiore viola, è tipico di queste zone, la colorazione è data dal fatto che cresce nel territorio vulcanico dell'Etna, sotto l'Etna, che gli conferisce appunto questo aspetto qui. Potete utilizzare qualsiasi tipo di cavolfiore in sostituzione o anche di broccolo, va bene uguale, saranno broccoli affogati piuttosto che cavolfiori. Dicevamo, cavolfiore, cipolla, va bene questa, va bene il cipollotto fresco, la rossa, quella che preferite, delle olive nere, delle acciughe che sono facoltative, dell'uvetta che è facoltativa, nella mia versione c'è, del pepato fresco o semistagionato e del vino rosso. Servirà poi sale, olio, un po' di pepe se ci piace. Mettiamoci subito all'opera. Per prima cosa facciamo spazio e ci occupiamo del cavolfiore. Lo mondiamo e ricaviamo le rosette. Quindi eliminiamo questa parte qui che per questa ricetta non ci serve, a meno che non ci fossero state delle foglioline proprio tenerissime avremmo potuto metterle, in questo caso no, questo ovviamente non lo buttiamo, non facciamo spreco, si può fare un pesto con le foglie, si possono inserire all'interno di minestre, nei brodi, si può fare qualsiasi cosa, quindi mettiamolo momentaneamente da parte e andiamo a ricavare le rosette dal nostro cavolfiore. Andiamo a tagliare lungo il tronco centrale. Con questo facciamo lo stesso ragionamento, prelevo solo le foglioline tenerissime che inserirò in questa preparazione. In questo caso è un cavolfiore molto tenero, quindi c'è poco da fare. Nel caso in cui le rosette fossero state molto grandi avremmo fatto questa operazione di pulitura qui, quindi avremmo spellato, diciamo eliminato con la lama del coltello la parte diciamo più coriacea, ma in questo caso non ce n'è veramente necessità, lo faccio solo per mostrarvelo, ma va bene così. Riduco le rosette di cavolfiore in pezzi più o meno della stessa dimensione, quindi taglio le più grandi in quarti, quelle più piccole a metà, quelle medie fate vobis. Questo lo faccio non per precisione, sapete ormai mi conoscete che non sono affatto precisa in questo senso, ma semplicemente per dare una cottura uniforme al mio cavolfiore. Dovete pensare che questa ricetta io proprio non la potevo soffrire. Ogni volta che veniva portata in tavola quando ero piccina, che puzza di qua a di là, adesso ci vado letteralmente pazza, cioè la quantità che adesso vi mostro potrei tranquillamente mangiarmela io, e lo faccio, che potrei condizionare, lo faccio, posso, la mangio. Detto ciò, una volta ricavate le rosette, sono spuntati via i cagnolini. Dove siete stati tutto questo tempo? Una volta ricavate tutte le rosette le andiamo a lavare molto bene. Ripetiamo questa operazione più volte fino a quando saremo certi di non avere residui di terra o altro. Nel frattempo che il cavolfiore si fa il suo bagnetto, occupiamoci delle acciughe che, come vi dicevo, sono opzionali. Troverete versioni di questa preparazione che li prevedono, altre che non le prevedono. Secondo me danno una grande sapidità e quindi a me piace aggiungerle. Stessa cosa faccio con l'uvetta, che diciamo è un'aggiunta mia e di qualcun altro. Spesso nella ricetta tradizionale non la troverete, ma mi piace, fidatevi. Andiamo a dissalare le alici e a ricavarne i filetti. Man mano che ho ricavato i filetti li ho messi all'interno di questo tegame che avevo preparato, che è quello che andremo ad utilizzare per cuocere il nostro cavolfiore affogato. Come vedrete la ricetta sarà semplicissima, non prevede infatti tecnicismi vari, solo qualche accorgimento per ottenere il risultato perfetto. Aggiungo in pentola un po' d'olio e faccio letteralmente sciogliere a fuoco dolce le acciughe. Addirittura c'è chi non fa neanche questo passaggio, passa direttamente a quello successivo. Secondo me è meglio così, andiamo a insaporire meglio il tutto. Occupiamoci adesso della cipolla, andiamo ad affettare in maniera grossolana.
Non dobbiamo lesinare con la cipolla, in questa preparazione ci va perché conferisce dolcezza, bilanciando diciamo la parte acidula che è conferita col vino, e poi dà una nota aromatica molto importante. Abbassiamo la fiamma, altrimenti le olive ci fanno un attimo bruciarsi, invece si devono proprio disintegrare, sciogliere. Devo ancora affondare la lama e già piango. Taglio julienne. Ma perché? Dai, ci siamo. L'ho anticipato in tempi non sospetti con la lacrima facile. Va bene, abbiamo finito. Recuperiamo il cavolfiore e lo andiamo a disporre all'interno del tegame. Andiamo ad aggiungere anche la cipolla, la andiamo a distribuire. In questo caso abbiamo fatto un unico strato, avessimo fatto quantità più grandi avremmo stratificato il tutto. Andiamo ad aggiungere l'uvetta, che non è necessario reidratare perché va ad ammorbidirsi durante la cottura. Come vi dicevo, potete ometterla, ma io vi consiglio di metterla. Andiamo adesso ad aggiungere le olive, che andiamo a privare del nocciolo. Che hai fatto durante questa ricetta? Ho pianto, ho tirato su col naso. Non mi sono ripresa più, ragazzi miei. A questo punto saliamo, teniamo conto delle olive e delle acciughe inserite, che sono già comunque sapide, e andiamo a mettere il sale che reputiamo opportuno. In questo caso la regola del meglio abbondare che deficere non funziona, quindi andiamo a metterne semmai un po' meno e aggiustiamo dopo. E facciamo l'operazione più importante, quella che dà il nome a tutta la ricetta. Andiamo ad affogare il nostro cavolfiore con un bel bicchiere di vino rosso. Questo è un vino rosso padronale di casa, io abbondo perché a noi piace così. È molto importante non lesinare con il vino perché deve coprire tutto il cavolfiore che cuocerà con l'umidità conferita dal vino. Non andiamo ad aggiungere altri liquidi. Mettiamo anche un po' di pepe, che a noi piace. Ancora un giro d'olio in superficie, oltre a quello che abbiamo messo in basso. Alziamo un pochino la fiamma, copriamo e lasciamo cuocere. Mettiamo il coperchio e lasciamo cuocere per circa 30 minuti, dopodiché alziamo e controlliamo la cottura del cavolfiore. Come vedete, l'unico elemento che non abbiamo ancora aggiunto in pentola è il formaggio, che aggiungeremo solo nelle fasi finali di cottura. Controlliamo la cottura del nostro cavolfiore, sono trascorsi più o meno 20 minuti. Vediamo se c'è la giusta umidità. Sì, ancora il vino è presente, il cavolfiore è ancora molto croccante, quindi è necessario ancora sicuramente lo stesso tempo di cottura, quindi altri 20 minuti. Dopodiché il vino nel frattempo si sarà assorbito, toglieremo il coperchio per fare in modo che si rosoli, quindi che faccia la crosticina che poi darà a questo piatto tutta la consistenza e il buono che portiamo in tavola. Temporeggiamo. Sono trascorsi altri 20 minuti. Il cavolfiore è quasi pronto e sta anche iniziando a sfrigolare. Abbasso la fiamma e aggiungo il pepato fresco tagliato a pezzetti. Mescolatina rapida, coperchio per fare sciogliere il formaggio e poi 5 minuti senza per fare la crosticina. E lo possiamo impiattare. Sfrigola. 5 minuti a fuoco vivace senza coperchio. Impiattiamo. E voilà, signori miei, probabilmente qualcuno di voi potrebbe non trovarlo un piatto bello, io me ne rendo conto, ma buono, buonissimo, sì. Provare per credere. Io lo provo e lo riprovo e la penso sempre alla stessa maniera. Che Natale sarebbe senza cavolfiore affogato? Il nome in siciliano? Non ve lo dico, perché verrebbe censurato con un beep affogato.